Buongiorno ai titoli. Strage di Monreale, fermato il 18enne Samuel Acquisto. Secondo la procura di Palermo avrebbe sparato, istigato a mirare sulla folla Salvatore Calvaruso, già in carcere. La procura di Catania apre un'inchiesta sul caso della videochiamata Nico Pandetta. In carcere il cantante neomelodico deteneva illegalmente un cellulare. Domani a Mister Bianco l'ultimo saluto alla piccola Maria Rosa di 7 mesi, lanciata dal terrazzo e morta dopo un volo di 10 metri. La madre accusata di omicidio aggravato resta in carcere. A Catania l'Air Show, spettacolo esibizione delle frecce tricolori che sorvoleranno il cielo del lungomare. L'evento verrà trasmesso in diretta su Telecolor a partire dalle 14:50. Palermo in campo alle 15 a Cesena nella terzultima gara di regular season. I rosanero vogliono cancellare la sconfitta interna con il Sud Tirol e consolidare il 6° posto. Serie C, scattano questa sera i playoff promozione per il Catania. Al Massimino arriva il Giuliano, rossazzurri qualificati anche con il risultato finale del pareggio al 90° minuto. Eccoci, buongiorno e buona domenica. Dunque in apertura la strage di Monreale perché è stato fermato il 18enne Samuel Acquisto. Secondo la procura di Palermo non solo avrebbe sparato ma avrebbe anche istigato sulla folla Salvatore Calvaruso, già in carcere. Sentiamo il servizio di Marco Gullà. A distanza di una settimana dalla tragica strage di Monreale c'è un nuovo arresto dopo quello di Salvatore Calvaruso, finito in manette nei giorni scorsi. È stato fermato un 18enne del quartiere Zen, si chiama Samuel Acquisto. Si è consegnato lui stesso ai carabinieri accompagnato dal suo legale. Gli investigatori avevano già stretto il cerchio ed erano riusciti a risalire a lui avendo individuato il motociclo descritto dalle diverse testimonianze di chi era presente durante quei tragici momenti. Secondo la ricostruzione dei carabinieri c'era lui alla guida della moto BMW GS nera dalla quale il secondo assassino avrebbe fatto fuoco contro la folla. Ha partecipato alla rissa e alla sparatoria e adesso per lui l'accusa è di strage. Lo vediamo in questa foto assieme a Calvaruso non sparare in aria, mira sulla folla, così uno dei complici incitava Calvaruso a rivolgere quell'invito. Potrebbe essere stato proprio Acquisto che però alle domande sul ruolo avuto e sui complici ha sempre detto di non voler rispondere. Per il PM che ha coordinato le indagini, le affermazioni di Acquisto sarebbero illogiche. Il ragazzo avrebbe detto di sentirsi in colpa, ma ha poi negato di aver avuto un ruolo nella sparatoria. Ha ammesso di guidare la moto, poi trovata dagli inquirenti, ma non ha voluto dire chi fosse il suo passeggero. Infine ha tentato di coprire Calvaruso dicendo di non averlo visto sui luoghi della strage. I filmati estrapolati dagli inquirenti invece immortalano Acquisto alla guida della BMW, con cui, assieme alla comitiva di palermitani, ha raggiunto la cittadina la sera della sparatoria e lo riprendono nel corso dell'azione di fuoco e nella fase finale della fuga. La procura di Catania apre un'inchiesta sulla videochiamata a Nico Pandetta che è appunto attualmente detenuto. Il cantante neomelodico illegalmente deteneva un cellulare. Sentiamo Orazio Longo. La telefonata c'è stata oppure no? Non sembra così banale la risposta secondo la legale di Nico Pandetta in merito al concerto One Day Music Festival del 1° maggio alla Playa di Catania, durante il quale il rapper Baby Gang, prima di cantare il brano italiano, si sarebbe collegato in videochiamata col trapper neomelodico catanese, nipote del boss Turi Cappello, detenuto nel carcere di Rossano Calabro per spaccio di sostanze stupefacenti. In cella gli agenti di polizia penitenziaria hanno trovato un telefonino, un fatto grave, ma che non per forza, spiega la legale, deve essere legato al concerto. Difficilmente questa chiamata è avvenuta. Basta guardare il viso di Pandetta che è sempre fisso in questo sorriso, il modo in cui il rapper Baby Gang in qualche modo sottrae alla telecamera il video del telefonino. È ben possibile che si tratti
tratti di un video registrato. La procura di Catania ha avviato accertamenti e presto si capirà cosa è successo veramente. Rimane però la questione dell'introduzione illegittima in carcere di mezzi per comunicare con l'esterno. Il fenomeno, sempre più frequente, avviene con metodi di volta in volta più sofisticati, come ad esempio l'utilizzo dei droni, spesso in strutture penitenziarie sovraffollate e strutturalmente datate. Domani a Mister Bianco l'ultimo saluto alla piccola Maria Rosa, lanciata dal terrazzo e morta dopo un volo di 10 metri. La madre, accusata di omicidio aggravato, resta in carcere. Tonino De Mana. Fiori, peluche, pensierini. È un mini pellegrinaggio in via Marchese a Mister Bianco per la piccola Maria Rosa, la bimba di 7 mesi uccisa dalla madre che l'ha scagliata dal terrazzo di casa. Domani alle 16 nella chiesa di Santa Maria delle Grazie, sempre a Mister Bianco, ci sarà l'ultimo abbraccio alla piccola per un dramma che ha sconvolto l'intera comunità. Una famiglia devastata dalla tragedia. C'è la mamma rinchiusa nel carcere catanese di Piazza Lanza ed accusata di omicidio aggravato, il padre che non riesce a darsi pace e un bimbo di 7 anni, testimone diretto e vittima indiretta. Mamma, che stai facendo? Sarebbero queste le parole del figlio rivolte alla mamma con in braccio la sorellina di 7 mesi. Il bambino avrebbe anche tentato di fermare senza riuscirci la quarantenne mamma nell'atto di mettere in pratica l'insano gesto. La donna ha ammesso tutto davanti al giudice nell'udienza di convalida dell'arresto. In uno stato di profonda disperazione ha affrontato un'ora di interrogatorio rispondendo a tutte le domande. La quarantenne avrebbe sofferto di depressione postpartum e, secondo il racconto dei familiari, da settembre scorso, da quando era nata la piccola Maria Rosa, non era stata mai lasciata da sola in casa. Accorgimento che, però, non è servito ad evitare la tragedia e quindi a salvare la piccola Maria Rosa. E adesso dalla trasmissione Il Punto, la drammatica testimonianza di Santino, un detenuto che ha subito un grave tentativo di violenza sessuale nel carcere minorile di Giarre. A cercare di abusare sarebbero stati un romeno ed un egiziano. Sentiamo cosa racconta Luca Ciliberti. Dove ti trovavi tu? Dove era? Qual era il carcere? Carcere di Giarre. Il carcere di Giarre, tu eri in carcere perché? Sono finito in carcere perché ho rubato 200 euro. Perché? Per droga. Ero senza maglietta perché c'era troppo caldo e in pratica sono entrati due. Uno, quello della Villa Bellini, uno era, e l'altro un rumeno, perché loro già un'ora prima già si hanno fatto la grappa, io ero coricato, non mi veglio. E loro hanno preso un legno del manico della scopa e hanno fatto questa cosa. Cosa hanno fatto? Poggiavano il legno del sedere e io ci dicevo basta e ancora loro facevano questa cosa. E come sei riuscito a fermarli? Fermarli, che il mio compagno di stanza ha detto finita con queste cose. Poi loro se sono andati perché erano troppo ubriachi. Loro sono riusciti a portare a termine la loro violenza? Ci stavano tentando a portare questa cosa. Ma perché volevano farti del male? Non lo so, perché in pratica ero più piccolo di là. Qualcuno che sta ascoltando ovviamente questa testimonianza si chiede: ma come fanno, diciamo, due detenuti di un'altra cella a entrare nella tua cella? Perché era a cella aperte, dalle 9 di mattina fino alle 6 di pomeriggio. Una breve pausa e poi fra poco a Catania ci sarà lo show delle frecce tricolori. Fra poco alle 15 l'atteso Air Show a Catania, spettacolo esibizione dal vivo di aeroplani, comprese le frecce tricolori che sorvoleranno il cielo del lungomare. L'evento verrà trasmesso in diretta su Telecolor già a partire dalle 14:50. Simona Mazzona. Un programma ricco di spettacolo e innovazione, quello preparato per il grande evento di oggi sulla piazza Franco Battiato con l'attesissimo evento Catania Air Show. Si parte alle 15 e fino alle 19 gli aeroplani si esibiranno in diverse fasi, una formazione unica prima e in alcuni momenti le acrobazie del solista fino alle spettacolari frecce tricolori. Ieri le prove generali in vista dell'evento di oggi che richiamerà in piazza tantissimi curiosi, un'atmosfera gioiosa e frizzante che già si respirava
iniziava durante le prove. Organizzato dall'Aero Club di Catania con il patrocinio dell'Aeronautica Militare e del Comune, l'appuntamento inaugura ufficialmente la stagione italiana delle manifestazioni aeronautiche. Tutto lo spettacolo verrà accompagnato da una colonna sonora tutta italiana. Quanti velivoli si esibiscono? Sono circa 7 display tra elicotteri, aeroplani e poi abbiamo il finale con Demosar, anche aeronautica militare con le frecce tricolori prestigiosissime. L'accesso alla manifestazione è gratuito, riservato esclusivamente ai pedoni. L'evento verrà trasmesso in diretta a partire dalle 14:50 su Telecolor. Intanto vediamo come la città e quindi Catania si prepara allo spettacolo delle frecce tricolori. Desiree Ferlito. Abbiamo fatto 150 km dalle 6 che siamo alzati, dalle 7:30 partenza. Alle 9:15 già eravamo qua piazzati. Famiglie, curiosi e appassionati, tutti pronti col naso all'insù aspettando le frecce tricolore. Per la prima volta la spettacolare esibizione dell'Aeronautica Militare a Catania. Noi già abbiamo assistito una volta, anni fa, a Reggio Calabria e ci è piaciuto tanto, quindi stamattina siamo venuti proprio per metterci in prima fila. Siamo appassionati delle frecce tricolori, li seguiamo attraverso i social, quindi approfittando che oggi è la prima volta a Catania, noi non abbiamo perso l'occasione, siamo seduti qua impalati sotto il sole. Perché lo vediamo sempre in televisione, almeno quest'anno lo vediamo di presenza. Il lungomare, naturalmente libero dai mezzi di circolazione, si riempie già dalle prime ore del mattino, attese decine di migliaia di persone, e c'è chi, attrezzato di tutto il necessario, ha prenotato con largo anticipo un posto in prima fila. Allora signora, noi siamo qua. Sì. Se passa qualche aereo non ce lo perdiamo. Certo. E perché siamo qua allora? Perché siamo venuti? Si è portata la sedia a sdraio, a posto. Cappellino, ombrellino, perché ieri mio marito è stato qui anche per le prove, quindi ho detto conviene perché è una giornata di caldo e conviene essere attrezzati. No, lei è attrezzata di ombrello? Sì, sì, sicuramente, decisamente per questa giornata era importante. Da dove viene? Da Noto. Ma ci siamo portati da casa le nostre sedie perché già siamo esperienti da questo evento quando è stato qualche anno fa a Donna Locata in provincia di Ragusa. La piazza Franco Battiato si anima poi di esperienze da vivere. Com'è stato signora? Bellissimo, entusiasmante. Una bella esperienza. Adrenalina pura. Potenziata su richiesta del sindaco trantino la linea bus 935, aumentata anche la frequenza delle corse della metropolitana. Breve pausa e poi il calcio con Palermo e Catania. Eccoci al calcio, Palermo in campo alle 15 a Cesena nella terzultima gara di regular season, rosanero che vogliono cancellare la sconfitta con il Sud di Tirol e conquistare e consolidare il sesto posto. Marco Gullà. Il Palermo è pronto a una trasferta cruciale contro il Cesena dopo la deludente sconfitta eterna arrivata per mano dal Sud Tirol. I rosanero, ospiti del club romagnolo al Manuzzi a partire dalle ore 15, devono riscattarsi per l'ennesima volta in campionato, in occasione di un altro scontro diretto con una concorrente per il miglior piazzamento in classifica in vista dei playoff di Serie B. Nelle ultime 5 gare, infatti, i rosanero hanno ottenuto 3 vittorie e 2 sconfitte, a conferma dell'assenza di costanza nei risultati e nelle prestazioni. Ma oggi occorrono punti per mantenere il sesto posto in graduatoria. Partita difficile, le squadre cambiano, mutano negli interpreti, noi siamo cambiati in alcuni interpreti, loro anche, però l'identità loro non è cambiata, sicuramente andare a giocare a Cesena non sarà facile, sicuramente affrontare il Cesena, caratteristiche tecniche importanti, ha giocatori rapidi. Dionisi nel suo 3-4-2-1 dovrebbe fare un po' di turnover, in difesa potrebbe riposare Magnani e con l'assenza di Ceccaroni dovrebbero giocare Nicolao e Diachité. In mediana Ranocchia insidia Blen per una maglia da titolare con Pierozzi e De Francesco pronti a occupare le corsie. Verre si candida per un posto dal primo minuto accanto a Brunori e dietro il solito Poyampalo. Cesena caccia di punti per rientrare in zona playoff, in avanti Spendi e Antonucci. E scattano questa sera i play-off, promozione per il Catania, al Massimino arriva il Giuliano, rosazzurri qualificati anche con il pareggio al 90°, calcio d'inizio alle 20, diretta stadio su Telecolor dalle 19:30. Francesco Triolo. I numeri hanno un significato, a partite secche hanno un altro significato.
posso avere in mente l'atteggiamento che potranno avere. Un richiamo all'unione e all'attenzione, perché il primo turno dei playoff per il Catania è pieno di insidie al di là della posizione finale in classifica del Giuliano e del doppio risultato su cui possono contare i rossazzurri. Di fronte il Catania ha una squadra che, pur calando nella parte finale della stagione regolare, ha sempre espresso buoni numeri. Quel che guarda Toscano però è in casa propria. Ma quello che è più importante è il nostro atteggiamento, di continuare col nostro spirito, perché mi è piaciuto tanto a Potenza. Chiaro Mimmo Toscano, così come è chiaro il quadro della sua squadra, una squadra che ha trovato la sua quadra nelle ultime partite, con alcuni punti di riferimento in campo che hanno dato certezza a tutti. Celli, ad esempio, ha fatto bene, esterni come Raime e Anastasio, Lunetta e Jimenez dietro la punta inglese. A spingere il Catania saranno almeno 15.000 spettatori, calcio d'inizio alle 20 e come di consueto pronto un'ampia copertura del match su Telecolor a partire dalle 19.30, 3 ore live con diretta stadio, collegamenti con i nostri inviati, la presentazione della gara, le emozioni dei 90 minuti, le interviste post partita in anteprima ed i vostri commenti via WhatsApp al numero 342 7712 855. È tutto, io mi fermo qui, vi ricordo alle 14.50 la nostra diretta sull'Air Show con le frecce tricolori. Grazie per l'ascolto e ancora una buona domenica.